Io Barbara abbiamo organizzato una festa! Io veramente? Si dice veramente. E abbiamo comprato 3 kg della rugna che facciamo una grigliata! Io molto bello! Molto bello. Io lo sai che c'è quella comitiva della canna, che c'è quella femmina che ti piace! Che mi piace! Mi piace. A te ti piace? A me mi piace! Mi ferma una straniera per strada e mi dice: Mi scusa, per caso mi sa dire che ora è? ci dico che ora è, ma il suo occhio casca casualmente sopra il mio orologio e ad allora mi chiede la marca. Scusa, che orologio è? Un Winchester? No, un cattaio ci rispondo, ma la tipa non si fa convinta. Io ci ho chiesto la marca. Mi dice insistente, la marca intendeva, non avevo Ma capito. insomma, di che marca è? Io l'ho comprato dai turchi, però invece ci dico: levatemi tutto, ma non il mio break. A questo punto, incuriosita dal mio accento, mi domanda una domanda che mi fanno tutte. Ma da dove viene? C'è un accento strano. Perché solitamente ci sembra di Milano, però invece ci giuro che sono un abitante di una città importante e anche molto bella, che in 15 minuti arriva a Sticonella. In 32 minuti sei a Taormina, in un lampo a Mister Bianco, con un salto sei a Catania, 4 passi a Siracusa, 100 passi a Corleone, in 2 ore sei a Palermo e in un'ora sei a Messina, che è la pace dei buddai. Sono di Paternosa, era capito? Mi piace! Barbaro figlio di Tana fece una palla di pelle di rana ed i larunghi vennero a galla per toccare sta minchia di palla. Barbaro figlio di Tana fece una palla di pelle di rana ed i larunghi vennero a galla per toccare sta minchia di palla. Non ne posso fare a meno, non mi posso più frenare e dopo 2 secondi ci comincio a raccontare della storia della mia città e dei conquistatori che ci abbiamo avuto qua. Siamo stati dominati dai Fenici e dai Romani, dai Borboni, dai Normanni, dagli Ittiti e dai Musulmani, dai Persiani e dai Cinesi comandati dal Gran Cane ed infine dai Tigrotti, dei Trucessi di Sandokan. Dopo anni di battaglie fu sconfitto Sandokan, arrivano i americani e ci finivo come a Saddam. Paternò fu liberata, diventò una meraviglia e brillò come una stella oscurando Biancavilla. Nei secoli, negli anni, nei giorni e nei minuti, da rane antropomorfi ci siamo poi evoluti, da acquitrini e stagni usciti siamo a galla e abbiamo colonizzato la pineta di Ragalna. Ed ogni anno a luglio, quando arriva il tempo bello, andiamo a conquistare la contea di Fondachiello. Abusive ci piazziamo 2 metri dal mare, creando dei villaggi che valturna a poco. Per non scavare buche ci siamo organizzati e abbiamo pure i cessi per gli handicappati. Mangiamo tutto il giorno involtini alla brace, pasta al forno, cotoletta, caponata. Mi piace! Barbaro figlio di Tana fece una palla di pelle di rana ed i larunghi vennero a galla per toccare sta minchia di palla. Barbaro figlio di Tana fece una palla di pelle di rana ed i larunghi vennero a galla per toccare sta minchia di palla. L'estate è sempre bella e uno si arricria, ma come i brasiliani a noi ci viene nostalgia. Saliamo svelti in macchina e pace non abbiamo, fin quando all'orizzonte Paternò non rivediamo. Guardando verso oriente tutti i monti sono di seta e sopra Paternò brilla la stella cometa. Nell'atmosfera magica che avvolge il mio paesello c'è solo pace e amore, è tutto molto bello. Il paternese tipico non teme mai l'inverno, perché se fuori piove si muove a casa fermo, ha classe ed eleganza, è furbo e perspicace, si veste al mercatino e poi ti dice: mi piace! Ma allora dimmi, Barbaro, sei nato solo tu a Paternò o anche altri membri di tua famiglia? E poi è vero che Paternò è così bella, come si dice nei libri di storia? Paternò, è un posto molto bello. Ci sono nato io e c'è nato mio fratello in estate. I pomeriggi sono lunghi e tutti i paternesi andiamo a caccia di larunghi. I larunghi sono rane, si friggono in padella, li cucina mio fratello, se le ammucca mia sorella. Io mi sono affezionato alla mia rana che è capace, che invece di cracchiare sai che dice: mi piace! Barbaro figlio di Tana fece una palla di pelle di rana ed i larunghi vennero a galla per toccare sta minchia di palla. Barbaro figlio di Tana fece una palla di pelle di rana ed i larunghi vennero a galla per toccare sta minchia di palla. Barbaro figlio di Tana fece una palla di pelle di rana ed i larunghi vennero a galla per toccare sta minchia di palla. Barbaro figlio di Tana fece una palla di pelle di rana ed i larunghi vennero a galla per toccare sta minchia di palla. Ehi, ma quello cos'è? Che carino, un ranocchio. Ciao piccolo. È vero che se ti do un bacio ti trasformi in principe azzurro?
No, quello è mio fratello, a me la devi su. Quando? Oh, a che fatto me sono la testa? A che sei tipo? Ne volevamo mettere d'accordo per il prezzo. Perciò, vedete che qua va grana, gamba felice, con nave perde fino alla mece. Avanti, alle stemere, va.